Caro Amedeo, tutto a posto? Buon 10 maggio, oggi è 10 maggio. Grazie Amedeo, grazie veramente. Buon 10 maggio anche a te. Non so se tu lo vivi con la mia stessa enfasi, con la mia stessa partecipazione. Michele, per noi storici il 10 maggio è una data fondamentale per la storia della città, no? Chi meglio di te, appunto, per la storia della città, no? Ovviamente. La festa della mamma, per la festa della mamma, intendi, no? Ovviamente. Ma qua festa della mamma? Ma che stai capendo? Auguri a tutte le mamme! No, vabbè, auguri a mamma, abbiamo comprato i fiori, tutto a posto, ma non c'entra niente. Non so se tu lo vivi come me, Amedeo, non so se tu lo vivi come me. Oh, dimmi. Sì, la vedo come te, ma il 10 maggio è una data fondamentale per la storia, no? Per la cultura di questa città. Sì, ma anche per la cultura, fatta del miracolo di San Gennaro, ho capito, sì, però... No, Michele, non mi riferisco neppure al miracolo, è già stato fatto il miracolo di San Gennaro, stiamo a posto. Amedeo, non so se tu la vivi come me questa data, non lo so, sì, però... No, il 10 maggio accade una cosa fondamentale nella storia di Napoli, guarda, non fare l'ignorante, l'abbiamo parlato tante volte durante le lezioni qua ti volevo, no, ma non so, sei vicino a me, ignorante, io sposo tutte le tue cose, lo sai benissimo. Il 10 maggio nacque un regno, no? Una svolta epocale. In tutto, a me che può sembrare una cosa solo della città di Napoli, è del mondo, hai ragione, è epocale, perché in tutto il mondo... dopo quel giorno, dopo quel 10 maggio, nulla sarà più come prima, ti ricordi, no? Ma perché proprio cambia lo spirito di noi napoletani, noi cambiamo. Lui quando arrivò quel 10 maggio venne accolto tutti con quanti laterali sugli attenti, questo ingresso trionfale del re che entrava appunto nella nuova città conquistata, è una cosa veramente... La città fu riempita di scritte celebrative dappertutto. Ma tu ti ricordi, scusami, ti ricordi che fuori al cimitero di Poggioreale c'era la scritta "Guagliù che vi siete persi"? No, perché? Io non so se tu la vivi come me, non so. Guarda che nel 1734 il 10 maggio del 1734 io non c'ero, tu già c'eri, io non c'ero, non lo so. Che succede quella data? Ma quale 10 maggio ti riferisci tu? Fammi capire. 10 maggio 1987. Tu a quale 10 maggio ti riferisci? C'è sta qualche altro 10 maggio? Io non me ne ricordo altri. Il 10 maggio 1987 il Napoli vinse il suo primo scudetto e siamo d'accordo. Ok, va tutto benissimo. Amedeo, questi siamo d'accordo. Ecco perché parlare. Ti sei messa la maglia celebrativa, d'accordo, ma il 10 maggio del 1734 arrivò Carlo di Borbone a Napoli. Non possiamo fare pubblicità, il caffè Borbone non ci interessa la pubblicità, queste cose tue sono fuori luogo, veramente. Non serve a niente. D'altronde poi sai, nella storia di Napoli il numero 10 c'entra sempre, 10, no? Ci primi 10, 10 e un quarto, come no? Hai ragione. No. L'ora X, alle 10. Pensa che Carlo di Borbone in soli 10 mesi fece costruire il teatro San Carlo, pensa un po'. Pensi che perdi di tempo, per 10 mesi per costruire una cosa proprio inutile, che costruirono uno stadio, veramente sono perdite di tempo, vedi Borbone. Ma poi c'è un 10 importantissimo nella nostra storia. Sì, sulla pagella, io non l'ho mai preso, neanche in condotta, niente. No. Tu l'hai pigliata, vedi? La chiesa di Santa Chiara, dopo i bombardamenti del 43, fu ricostruita in soli 10 anni, sempre il 10, vedi che ritorna nella storia e nella cultura napoletana. Sì, continuo questo fatto del 10, per la maglia Maradona, il 10, quella cosa importante, quel numero fondamentale. Sì, d'accordo, fondamentale, mica non so tu come la vivi, non so come la vivi tu, io la vivo in questo la vivo, sai che c'è di nuovo, Michele? In fondo dopo 2 mesi di pandemia che stiamo chiusi da casa, ma forse hai ragione tu, ma che ci importa a noi di tutte queste storie di sto 10 maggio? Il 10 maggio 1987 è uno solo, il Napoli vinse il suo primo scudetto, hai ragione. L'importante, bravo, anche tu sei riuscito a dirlo, primo scudetto del Napoli. Sì, forza Diego. Tutto cambiò. Anche tu sei cambiato, vedi, sei più umano, sei più vicino a noi. Ma che ha fatto? Hai ragione. Avete togliti dalla scuola, ma non andare più a scuola. Basta. Chiamata frugolona, ma sta a casa questi coscia bancarella, caro potanche che sa pura tarantella, si stanche vo pruana o apparia, o fa fermarci con tanta polizia, ma non dare una
allora se può scartare